cultura e arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie Natalia. Oggi parliamo di argomenti che magari possono non apparire strettamente culturali, ma che in realtà comportano nell'approcciarli un filtro, secondo me, di tipo storico-culturale. E quindi ecco che li ho inseriti in questa giornata un po' uggiosa, devo dire, almeno qui in Lombardia, di marzo. E infatti avremo modo di valutare, tra le altre cose, le guerre nel Golfo, perché ormai si parla di prima e seconda guerra nel Golfo a distanza di 35 anni, ma che senso ha parlare di guerra in una trasmissione di cultura? Ha senso se noi la valutiamo come dire, gestione mediatica della faccenda. Perché vedete, noi siamo qua in Italia, nell'Italia del Nord, aglia Spadagna, e guardiamo al mondo, ma il mondo è vero che si è rimpicciolito in seguito al mondialismo e alla globalizzazione, però è molto vasto. E l'impressione è appunto che se tu non vivi esattamente nel luogo in cui accadono certe cose, tutto viene filtrato attraverso un discorso mediatico che è molto opinabile, ma non tanto ideologicamente, diciamo dal punto di vista della comunicazione, del modo di comunicare. Ecco, la prima guerra del Golfo fu quella del 91 ed ebbe un'eco mediatica enorme. La seconda guerra del Golfo è quella attuale. Vedremo un po' un paragone. La Svizzera in tilt, vi dicevo, argomenti non strettamente culturali, però qui colpisce anche chi, diciamo, non è abituato a stavolta invece appunto a sentire, a guardare, a capire quello che accade negli stati più vicini, negli stati contigui, limitrofi. Colpisce il fatto che dall'inizio dell'anno ne stanno capitando di tutti i colori: stragi, valanghe, vagoni ferroviari in fiamme, autobus, situazioni penose nelle città più blasonate o in località di montagna. Quindi la Svizzera in tilt, come mai questa situazione? Non è tanto l'aspetto strettamente strutturale che ci interessa, quanto ancora una volta l'immagine della Svizzera, della vicina Elvezia. Poi ancora dobbiamo parlare del caso Oepli, perché cosa sta succedendo? Una delle più famose librerie e case editrici milanesi si trova in seria difficoltà. Rischia di chiudere definitivamente, quindi tutto il comparto libri, ma anche addirittura l'officina che stampa i libri stessi. Di questa casa gloriosa, nota soprattutto per manuali tecnici, ma in realtà negli ultimi 50-60 anni ampliatasi a vari argomenti. Poi ancora tratteremo qualcosa dalle riviste Focus e Prometeo. Su Focus un bel servizio sulla Milano del 600, partendo dall'ossario di Cagranda, che svela oramai sempre più particolari sulla vita di 400 anni fa. Sì, proprio quel passaggio d'epoca che è stato descritto da Manzoni nei Promessi Sposi. Prometeo poi colle su una rivista di altissima classe, veramente di grande raffinatezza culturale, che ci occhieggia attraverso alcuni servizi che ritengo molto interessanti. Ma prima, appunto, per obituario, la morte di Enrica Bonaccorti. È noto il fatto che Andrea Rognoni fa fatica a parlare benissimo, come fa il 99% delle altre radio,
a delle persone passate a miglior vita. Tutto questo naturalmente con il rispetto e l'educazione che spero mi contraddistingua e che evidentemente non crea delle situazioni che possono risultare imbarazzanti, ma non ci sono mai state. Voglio ricordare, se fosse il caso, il commento che è stato anche un po' travisato, devo dire, 14 anni fa sulla morte di Lucio Dalla. Ora ci troviamo davanti a Enrica Bonaccorti, di cui non parlerò che bene, tranne verso la fine di questo overture di trasmissione, per un piccolo fatterello che è accaduto. Certamente Enrica Bonaccorti è stata qualcosa di diverso da una presentatrice normale, da una attrice, da una conduttrice, da una autrice, perché è stata anche autrice, vogliamo ricordarlo, non tutti lo ricordano, di canzoni e di romanzi. Si intuiva, ascoltandola, misurandone le movenze anche sullo schermo, si intuiva che la persona aveva una certa cultura, non facile da trovarsi neppure in Rai, una certa accortezza, eleganza, ironia, quasi aristocratica capacità di valutare un mondo che si trova davanti spesso volgare, inacidito e pressapochista. E quindi Bonaccorti si è fatta riconoscere per queste qualità. Si è fatta riconoscere in tanti anni di televisione e di radio, non dimentichiamo che negli ultimi anni aveva fatto anche dell'ottima radio, attraverso delle trasmissioni tutte molto interessanti e coinvolgenti, che sapevano unire il senso del divertissement con una misurata e sottile arguzia che permetteva appunto di non lasciare, da parte dello spettatore, di non lasciarsi abbindolare da quello che poi passava in trasmissione, naturalmente. Ironia e autoironia, certamente. Poi, come in tutti i casi, esiste un margine di soggettività, no? Un margine di soggettività che fa dire a tutti, perché siamo esseri umani, quella mi è simpatica, quella mi è antipatica, quello lì sì è bravo, però non mi piace come... Sì, siamo fatti così. Non fingiamo di essere belli, santi, tutti d'un pezzo. Abbiamo le nostre debolezze, le nostre, come dire, empatie. Voglio segnalare, in mezzo a tante cose felicissime e di grandissimo livello, mi viene in mente subito la canzone Amara Terra Mia, che è di sua firma, cantata poi da Modugno, che è una delle più belle canzoni della storia della musica leggera. Voglio semplicemente segnalare, ma lo dico proprio per cronaca pura, si intende, non sono mosso da nessuno spirito di acidità, perché comunque non ha cambiato la mia vita, che in occasione di un suo romanzo che uscì la contattai per chiederle di partecipare a una trasmissione di radio. Allora si chiamava Radio Padania, siamo nel 2011. Tra l'altro un romanzo ci ritorneremo, perché è il caso poi di ridedicare una trasmissione a lei come autrice, un romanzo meraviglioso secondo me, che meritava molto di più, perché purtroppo la sua immagine televisiva ha coperto e ha nascosto delle altre doti che andavano assolutamente valorizzate. Vedete come la vita è ingrata nei confronti delle persone, anche che ci appaiono come dei VIP. E devo dire onestamente che mi fece intendere, pur rispettandomi come conduttore radiofonico, che lei con Radio Padania non voleva molto avere a che fare. De gustibus, ma perché non è l'unica persona che mi ha dato il bluff, non è l'unica persona, ce ne sono state delle altre,
Non ho niente da contestare in sé nella faccenda, no? A me, se personalmente mi chiedessero se Radio Popolare, che stimo perché è una bellissima radio, però sì, sinceramente vuoi venire a parlare a Radio Popolare dei tuoi libri? Ci penserei su un attimino, ma non ho niente contro Radio Popolare. Evidentemente, ancora una volta, non facciamoci dei santi, siamo tutti imperfetti e abbiamo le nostre debolezze. In questo caso s'appalesò questa forma sua di mancanza di empatia nei confronti di un emittente, appunto, che ha sempre fatto molta cultura e lo ha sempre fatto non solo attraverso di me. Potete fare l'elenco di tantissimi conduttori con, mi sembra, una certa equità ed equilibrio. Cioè, qui si trattava semplicemente di parlare bene di un romanzo che purtroppo in altri contesti radiotelevisivi non era stato pubblicizzato, ma non capisco perché. Cioè, è uno strano gioco di specchi rotti, ecco, uno strano gioco di specchi rotti. Lo segnalo. Sì, perché qualcuno adesso dice, vabbè, ma c'era bisogno di dirlo. Sì, io dico tutto quello che mi viene in mente. Ho potuto mettermi in contatto con lei, cosa già che certamente mi riempiva di onore, ma la cosa non è andata a buon fine perché evidentemente non era nel destino delle cose. Le guerre del Golfo. Allora, non so quanti di voi che mi ascoltano ebbero l'occasione nel 1991. Eravamo nel gennaio, nel febbraio, quindi nell'inverno del 91. Pensate un po', sono passati 35 anni. Cari ascoltatori, sono volati in un soffio 35 anni, tra la prima e la seconda guerra del Golfo. Che differenza però. Allora, certamente si era giovani, non parlo solo per me, ma di quelli di tutta la mia generazione, fu un trauma vero e proprio, perché c'era già stato negli anni '80 il rischio della famosa provocazione di Gheddafi dalla Libia, quindi c'era nell'86, un anno disgraziato, anche il famoso vino all'etanolo, ricorderete. Cioè, cercate di far andare la memoria perché è gustoso tornare indietro nel tempo. Nel 91 la guerra nel Golfo significò anche il boom giornalistico di Emilio Fede, perché con Studio Aperto veramente arrivò a un successo clamoroso a dir poco. La guerra del Golfo fu un trauma per quelli che allora pensavano che non dovesse mai più scoppiare una guerra non proprio lontanissimo da casa nostra. La guerra del Golfo era un tentativo naturalmente di riuscire a scacciare un tiranno, lo è anche questa in un certo senso. C'era in ballo, cambiava una consonante, l'Iraq e non l'Iran. La guerra nel Golfo comunque coinvolgeva già il problema del petrolio, di allora coinvolgeva tutta una serie di fattori, di situazioni che certamente possono essere viste in tante maniere, ma che fin da allora registravano un ruolo piuttosto forte degli United States of America. La guerra del Golfo era legata allora alle prime avvisaglie di inquinamento, famosissimo l'immagine dell'uccello sporco di petrolio e morto, trafitto dall'ingratitudine della gente che si combatte fra di loro. Ma al di là di questi dettagli che sono e rimangono comunque iconici per vari motivi, la differenza mediatica sta soprattutto nel fatto che 35 anni dopo è cambiato l'umore delle persone. Cioè, allora non era ancora nata la globalizzazione vera, quindi appunto proprio per questo il rapporto nei confronti del mondo
del mondo, diciamo, esterno al nostro era più faticoso, insofferente per tantissimi motivi. Adesso le cose sono cambiate, nel senso che ci sembra tutto più vicino, più reale. Scusate. Pronto? Sì, tutto a posto, Andrea. Ah, tutto a posto, no, perché non sentivo più nessun rumore di fondo, no, scusate, è proprio l'invecchiamento, un processo fortemente patologico, dovete accettare anche questo fatto, sono passati 35 anni dalla prima e si arriva alla seconda. La seconda cade in un periodo di tale contrapposizione ideologica che io veramente allora non ricordo. Cioè allora, ma forse eravamo vergini di pensiero e di azione, avevamo una visione così ingenua e delicata delle cose, ma non c'era un braccio di ferro mostruoso fra chi la vedeva in una certa maniera e chi la vedeva in un'altra. Si trattava di risolvere un grosso problema che tutto il mondo aveva individuato, la tirannia di Saddam Hussein, ma anche tutto quello che si trascinava dietro. Adesso io non sto a rimangare una storia che certamente meriterebbe di essere rilanciata per i più giovani, ma che ora non abbiamo in questa sede, in questo momento, la possibilità di dare dei dettagli. Io sento molto più astio oggi, sento un'insofferenza, sento una difficoltà di comprensione che allora non mi sembra ci fosse, forse proprio perché la globalizzazione è stata in questo maliziosa, e cioè ha portato alla fine il globalismo, il mondialismo, il fatto che il pianeta sia andato più piccolo, ha portato a una pressione reciproca fra chi la pensa in una maniera e chi la pensa nell'altra, più costante, serrata, ringhiosa, ecco, in una maniera tale appunto da arrivare, pensate un po', a volere prima che la morte di un tiranno o la fine di una guerra, la morte della persona che non la pensa come te. È vergognoso tutto questo, è semplicemente vergognoso, è molto triste, perché vedete, le guerre mondiali, semimondiali, a pezzi, come aveva detto il Papa, o comunque le guerre che avvengono in giro per il mondo, sono soltanto lo specchio, sono soltanto la lente di ingrandimento delle guerre che ci portiamo fra vicini di casa, fra vicini di nazione, ma fra persone che non capiscono, che non se la intendono, che vogliono soltanto diciamo aizzare il peggio di se stesso contro gli altri, e tutto questo non mi piace nella maniera più assoluta, non appartiene al mio temperamento. Certo, io capisco e come dire, sono in sintonia con quelli che parlano di lotta per la vita, per migliorarsi o per migliorare il mondo. Penso che comunque nel nostro destino di umani ci sia, come nel mondo animale, d'altra parte, il problema della lotta e della concorrenza, ed è giusto che ci sia. Però siamo arrivati a un punto in cui conta più l'horror vacui, ecco, cioè il senso ultimo della morte e della violenza fine a se stessa rispetto alla lotta stessa. E certamente, siccome il problema risulta mediatico, il continuo rivolgimento delle sensibilità, lo dico proprio terra a terra, non so neanche in questo momento di parlare per una radio precisa, nel senso che viene fuori tutto il mio cuore. Questa continuo, si dice in milanese, tira mola meseda, cioè laddove evidentemente sta per finire, non finisce, ma per forza, perché quello là vuole che la si prolunghi, no, ma quegli altri non sono pronti, adesso riattaccheranno, è una guerra di religione, allora bisogna aspettarsi di tutto. Ecco, tutto questo affannarsi è logorante, è qualcosa che ti distrugge dentro, e ci distrugge nella stessa maniera in cui poi fisicamente le persone
muoiono o rischiano di morire nella guerra stessa. D'altra parte, tutti questi anni, questi 35 anni tra la prima e la seconda guerra del Golfo, che hanno mutato la sensibilità in questa maniera, non sono passati senza nulla, sono passati come diciamo gradini di atti terroristici, l'uno dopo l'altro, atti terroristici che hanno avvelenato gli animi e hanno creato veramente una forma di repulsione per un mondo che, specialmente in Medio Oriente, diciamo, ha mostrato la sua iattanza, la sua protervia, no? Un mondo evidentemente che non condivide il sano esercizio della libertà, non lo condivide, e certamente tutto questo comporta una reazione da parte di chi invece, no, come Dante, lo ripeto, libertà va cercando. E siamo arrivati al limite in cui ci si vede costretti a combattere per la libertà, certamente in questa maniera molto tortuosa e malinconica negli effetti della cosa. Che noi, tra l'altro, uscendo da guerre, altre guerre, si fa per dire, sto scherzando, perché qui non si sta uscendo da nulla, come quella in Ucraina o quella diciamo sul Mediterraneo orientale, siamo logorati già, esasperati, in una situazione che non solo tocca il nostro portafoglio, e in questo voglio dire, cercate di avere pietà di chi fa i conti ogni mattina, non parlo per me, ma parlo per la maggior parte delle persone che vive sulla nostra terra, vero, al di qua del Mediterraneo, quindi già logorati da questa costrizione al tirare la cinghia, no? Quindi ecco, ci troviamo in questo tunnel tremendo e terribile. E quella guerra del Golfo appare quasi mitica nella sua esplicazione, nel suo modo di essere, di fare, eccetera. Viene in mente, appunto, nel bene e nel male si intende il volto di Emilio Fede, appunto, che in qualche modo si accende di fronte alle vicende e appare lui stesso quasi in prima linea. Personaggi come quello, sempre nel bene e nel male, non esistono più perché evidentemente qualcosa passa più sotto traccia, non si appalesa più così chiaramente, si vive più in interiore homini le questioni che stiamo vivendo. Ma c'è invece un paese, sì, uno Stato, direi proprio volgarmente parlando appiccicato all'Italia, soprattutto alle nostre regioni del nord, che si trova secondo me in una grave crisi. Si chiama Svizzera. Veniva chiamata, secondo le tribù galliche di una volta, Elvezia. Qui cosa sta succedendo? È dal 1° gennaio che una dietro l'altra, stragi, valanghe, incendi, fenomeni relativi al mondo viabilistico, urbano, eccetera, eccetera. E qui subito un'osservazione: non cascate nella trappola che ci è stata tesa da alcuni personaggi che non amano il federalismo, nella trappola di dire per forza la colpa è proprio data dal fatto che la Svizzera è federale, quindi ogni cantone fa da sé e non c'è più la capacità di organizzare e coordinare tutto. Vedete, questi sono i risultati, no? Nel Vallese si manda a rogo le persone, dall'altra parte diciamo, non c'è più un contenimento delle valanghe nei cantoni centrali, e via dicendo. Ecco, la colpa non è del federalismo, mettetevelo in testa, a parte il fatto, e chiudo la prima parte della trasmissione, che io penso che il federalismo sia più
indicato per stati relativamente grossi, cioè medi o grandi, proprio come la Germania, che è uno Stato federale, proprio come gli Stati Uniti, e potrebbe essere benissimo indicato, come ci ammonisce ogni volta in una maniera magistrale il collega Zulin, proprio in Italia. Quindi non dovete cadere in questa trappola. Le radici del male svizzero, dell'impasse, della crisi, del sbarellamento dello Stato elvetico sta altrove. Adesso accettiamo volentieri il break con la nostra conducatrix. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a te la linea, Andrea. Grazie. Quindi dove sta il problema della Svizzera? Perché non funziona più a puntino come un orologio la Svizzera? Cosa diavolo è successo? All'ombra dello Jungfrau o sulle rive del lago di Costanza. Cosa diavolo è successo? Non c'entra il federalismo. Il problema sta nel mutamento d'epoca, di cui in parte parlavo proprio per le 2 guerre del Golfo, degli ultimi 30 anni circa. La globalizzazione, abbiamo detto la digitalizzazione, il ridimensionamento del fattore umano, che evidentemente si trova anche in Svizzera intrappolato in qualcosa di più grande di sé. Nella burocrazia, che appalesa anche oltre Alpe i suoi limiti. Oppure ancora quell'amore per il denaro che in fondo è consustanziale anche in parte a chi lavora con dignità e forza e onestà per tutta la vita e quindi vuole, come dire, anche alla fine sentirsi sicuro da quel punto di vista. Ecco, quell'amore per il denaro è diventato ossessione, mania, vizio, perversione. È come se la Svizzera fosse stata rintrappolata in un ingranaggio, l'ingranaggio che è tipico di questa epoca interiormente tempestosa, perché è più quello che noi viviamo dentro di noi che genera questo male con la M maiuscola. E quindi anche in Svizzera il menefreghismo, l'individualismo, il pressapochismo, questa nolontà, diceva Schopenhauer, cioè la nolontà è la non volontà di esserci, di fare, di amare, di sentire,
Il crollo del senso della comunità. Ecco, la comunità. La Svizzera era l'immagine perfetta della comunità cantonale e della coordinata macrocomunità intercantonale, da Basilea a Lugano, da Ginevra a Costanza, appunto, a San Gallo e via dicendo. Tutto questo ha sempre permesso ordine, precisione, pulizia. Ordine, precisione, pulizia. Qualcosa si è rotto, il giocattolo si è rotto. Mi viene in mente un libro che io lessi quasi una cinquantina d'anni fa, a firma di Ziegler, un grandissimo sociologo secondo me. Ziegler, si scrive Ziegler, scrisse Una Svizzera al di sopra di ogni sospetto. Andate a cercarlo nelle biblioteche, questo libro, non so se lo ritroverete più in libreria, perché non so se ha avuto delle edizioni più recenti. È un libro incantevole, Una Svizzera al di sopra di ogni sospetto. Eh sì, davvero, perché l'immagine esteriore non è più la realtà interiore della Svizzera. Ancora una volta questo sdoppiamento di personalità. E quindi col passare del tempo, con la pressione della peggiore globalizzazione, con l'individualismo sfrenato, con il crollo del senso della comunità, che è anche una forma di religione, è una religione laica, ma è pur sempre una religione che riesce a tenere in vita le cose. Ecco. Col crollo di tutto questo è probabilmente il misurarsi con un mondo troppo diverso da quello che originariamente era la Svizzera stessa. Tutto questo ha provocato e sta provocando questo sbandamento incredibile, questa incapacità di stare al passo coi tempi e di riuscire a dimostrare sempre di essere all'altezza, ecco, come quel bambino primo della classe che a un certo punto sbaglia, non riesce più a imparare bene e piange, perché dice: ma come, io sono sempre stato il primo, adesso qualcun altro mi bagna il naso, non capisco cosa mi sta succedendo, non bocciatemi, sono stato sempre a pieni voti, 10 lode, adesso non va più il sistema, non riesco più a capire. Ecco, anche questo fa parte del destino della nostra esistenza, ne abbiamo viste tante effettivamente, ma in quel libro appunto di Ziegler, Una Svizzera del sopra di ogni sospetto, si faceva intendere come in effetti una gestione finanziaria non proprio ottimale, un certo tipo di interesse di lobbistico avrebbe presto portato al declino della Svizzera stessa, profezia, ma anche certi libri, anche romanzi che sono usciti ad opera di scrittori svizzeri che hanno saputo appunto intendere lo sbandamento e lo sbarellamento poi verso il quale appunto sarebbe andata la nazione stessa. Tutto bene, cara Natalia? Si sente ancora bene? Pronto? Pronto? Sì, tutto benissimo, Andrea. Ah, ecco, no, perché scusami, sono rimasto un bambino, cioè veramente ho sempre bisogno dell'affetto femminile per sentirmi vivo, cioè veramente sono processi arteriosclerotici che bisogna sopportare. Allora, veramente, che cosa attendersi per il futuro? Cosa sta succedendo? Andrà sempre peggio in Svizzera. Quando varcheremo quel famoso confine di Chiasso, no? Ricordate, no? L'avanguardia del gruppo 63 composto da Umberto Eco, Alberto Albasino, fior di scrittori degli anni 60-70, no? Che dicevano: dobbiamo andare a Chiasso per sentirci vivi.
dobbiamo in qualche modo sprovincializzarsi definitivamente. Ecco, quando varcheremo in futuro quel confine di Chiasso, quando, diciamolo alla lombarda, usmeremo quel sapore, no, di rösli che non abbiamo in Italia, davvero ci prenderà una forma di mal di pancia, di paura, di isteria di fronte a quello che ci potrebbe succedere? E questo è degno di un film, altro che i film di fantascienza prodotti dagli States. Questo è veramente qualcosa che supera l'immaginazione. E ancora, fino a che punto reggerà il sistema? Perché probabilmente anche, diciamo così, la iattanza di alcuni cantoni, abbiamo visto il Vallese nel caso Crans-Montana, la iattanza, la spocchia, l'arroganza non paga più a questo punto. C'è una inadeguata incoerenza tra il dire e il fare. Ma appunto, rimanendo in ambiente un po' svizzero, il caso Oepli. Il caso Oepli è un caso a dir poco triste, è un caso che ci riguarda nella misura in cui, crescendo a Milano, abbiamo sempre amato la libreria Oepli. Rischia di chiudere. La libreria Oepli, in via Oepli, nella zona più centrale di Milano, rischia di chiudere la casa editrice. Quante volte siamo andati là a comprare libri, caterve di libri. Te lo potevi permettere? No, superava la nostra borsa, ma noi in un estremo sacrificio, no, culturale, veramente riuscivamo a spendere tanto, riuscivamo a passare pomeriggi interi. I commessi della Oepli erano esterrefatti, perché comunque non si trattava del Maranza, spero, che entrava di sotterfugio per leggere qualche pagina, no, ma di un buon cliente, diciamo alla Spadolini per intenderci, che usciva comprando appunto un numero notevole di libri. Ma la Oepli è sempre stata, attenzione, una casa editrice tecnica, si è sempre detto, ingegneria, matematica, fisica, chimica, i manuali Oepli, mamma mia, sono dei sacrali, dei templi. Chi ha sfogliato un manuale Oepli anche senza conoscere la scienza e la tecnica si è trovato di fronte a dei tesori meravigliosi di conoscenza, no? Io mi ricordo mio padre ingegnere che appunto nel mostrarmi quel manuale provava un senso di religioso ossequio, ecco, nei confronti di tutto ciò. Ma i manuali sono diventati manuali anche di scienze esoteriche, manuali di astrologia fatti dalla Oepli, o di altri argomentazioni umanistiche che evidentemente col passare del tempo, anni 70, 80, 90, 2000, hanno sempre portato un buon introito nelle casse dell'Oepli. Questo dal punto di vista della casa editrice. Anche qui un piccolo episodio personale, vabbè, sentite, abbiate pazienza di un uomo âgé come me. E nel tentare di piazzare il libro appena scritto in nome della sacra istituzione del centro delle culture lombarde, sono andato anche alla Oepli. Ho trovato ampia soddisfazione nella Mursia. La Oepli ha detto bella roba di qualità, forse per i nostri lettori è fin troppo qualcosa di nicchia e di profondo. Grazie. Ecco, veramente io sono uscito non con la coda fra le gambe dalla casa di Oepli, sono uscito onorato, ma poi ho sempre, amato comprare le carte geografiche dalla Oepli, che solo lì c'erano le carte geografiche
Oepli in tutta Milano, appunto la libreria, o altri manuali che comunque mi interessavano, anche dedicati all'identità lombarda. Ora appunto rischia di chiudere. So che qualcuno sta combattendo affinché ciò non avvenga, anche perché poi va a danno dei lavoratori in loco, e tutto questo poi dopo, secondo me, si innesta nella decadenza complessiva della città ambrosiana, che perdendo queste librerie, ma la volta successiva sarà quella di un'altra famosa libreria, perde un po' la sua anima, che non è solo un'anima, intendiamoci, dialettale o strettamente storico-identitaria, è un'anima certamente aperta al mondo, all'Italia, all'Europa, al mondo tecnico, al mondo industriale, al mondo scientifico, ma è anche un'anima, come era proprio quello tipico della Oepli, di intesa fra mondo umanistico e mondo scientifico, di intesa fra la fantasia e la ragione, perché questa è la scommessa di Milano, di una città che ha sempre creato un ponte fra i due cervelli, quello emotivo e quello razionale, in una maniera esemplare, appunto, come è stato il caso che abbiamo detto. Ecco, quindi l'amarezza di questi giorni di fronte al caso Oepli, l'amarezza anche, parliamoci chiaro, rispetto a un mondo che sta finendo. Qui sta finendo un'epoca, l'epoca della carta. La carta, i libri, i giornali, qualsiasi cosa che è stata prodotta con la carta, diventa carta straccia, ma mi rendete conto? Carta straccia. E tutto questo immalinconisce chi è vissuto sempre di carta. Vi parlo davanti alla mia libreria di casa, che contiene un numero impressionante di libri, ma non è un vanto, anzi a questo punto è un karakiri, cioè asciugo le mie lacrime con i fogli che oramai non hanno più neanche valore di tutti i libri che ho comprato e che ho letto. E quindi mi trovo in una forte crisi esistenziale, che mi spinge a chiedere davvero, ma il mondo è destinato a cambiare così tanto da schiacciare il nostro passato, da ridurlo in qualcosa di risibile, di ridicolo, perché dietro alla crisi della Oepli, sapete cosa c'è? C'è il giovane, e quando intendiamo giovane diciamo quello al di sotto dei 40 o addirittura dei 50, che non va più in libreria, che dice: ma cos'è la libreria? Mi sembra una di quelle chiese ammuffite dove non si fa più messa, di quelle chiese sconsacrate che non hanno più senso di esistere, anche tristezza. Non so se, rivolgendomi anche agli abitanti di altri contesti geografici del nord Italia, come appunto Venezia Mestre, Padova, Bologna. Su Bologna ritorniamo lunedì, la sessione cultura popolare, perché sta diventando un caso, il caso della sporcizia a Bologna, e poi Genova naturalmente, Torino e tutte le città possibili e immaginabili, che forse in questo momento le altre città medio-piccole vivono ancora in funzione di quel glorioso passato che resiste, mentre la carta diventa straccia appunto nelle grandi città, non è più compresa, capita, amata, appunto. E voi capite che questo dentro il nostro cuore crea una voragine. Dovete capirci, anche mi rivolgo ai giovani eventuali che stanno ascoltando questa radio, dovete capirci, perché noi siamo vissuti così, è stata la nostra vita, la nostra scommessa, il nostro amore è vibrato su queste pagine. E ora tutto finisce, tutto è travolto dal futuro, dalla digitalizzazione, dalla globalizzazione, dallo smarrimento del senso ultimo della lettura e della scrittura stessa, perché se la lettura viene meno, attenzione, viene meno anche la scrittura, che perde il senso ultimo del suo essere, del suo vivere.
Andiamo a due interessanti riviste che sono Focus e Prometeo. Per quanto riguarda Focus, io vorrei segnalare nell'ultimo Focus un servizio di Raffaella Procenzano, sì, così si chiama, che ha scritto un articolo molto coinvolgente dal titolo Ritorno al 1650. Le ossa del sepolcreto dell'antico ospedale Cagranda stanno raccontando la vita della gente comune nella Milano del Seicento. Duro lavoro, pane nero, per sfamarsi, malattie diffuse. E se per sopportare le privazioni, spinelli e coca. Sì, perché tra l'altro, appunto, questo non lo sapevo io neanch'io fino in fondo, si pensava che il sepolcreto fosse solo un ossario, però dopo si è scoperto da un po' di anni che i corpi, molti corpi sono pressoché intatti. Quindi con un buon lavoro di analisi sui corpi, che oggi è all'ordine del giorno anche per motivi di gialli polizieschi e compagnia bella, si va a capire di che malattie si moriva nella Milano del Seicento. Sì, quella stessa Milano appunto raccontata da Manzoni nei Promessi Sposi, e si capisce quanta sofferenza ci fosse, ovviamente a Milano come in altre città. Un caso che viene riportato in questo articolo è spaventoso. Pensando di poterle recuperare, un uomo aveva ingoiato attorno al 1650 5 monete d'oro, forse erano tutto ciò che possedeva, quindi aveva ingoiato per salvarle. Quindi ci troviamo di fronte alla povertà. Ecco, poco fa dicevamo la Milano in crisi. Ritornare a quella povertà è impossibile. Milano ha attraversato epoche diverse dove appunto fortuna e sfortuna, miseria e nobiltà si sono succedute, ma soltanto riscoprendo come attraverso questo servizio si può vincere tutta la nostra storia, anche la peggiore, noi possiamo ritornare a credere nel valore profondo della milanesità. L'altra rivista è Prometeo. Chi non ha mai preso Prometeo, rivista trimestrale di scienza e storia, vada per favore in edicola. Siamo arrivati al numero 173 e all'anno 44. Il numero di marzo 2026 costa 12 euro. Una bella cifra, ma vale la pena perché sono tante le prestazioni d'opera, mi verrebbe in mente di dire, da parte di questi giornalisti di qualità, perché davvero si trapassa dalla scienza alla storia, ecco un po' sullo spirito Eupli, con estrema maestria, in modo tale da riuscire a comprendere cose che altrimenti non avremmo modo di capire. E tutto questo naturalmente attraverso delle pagine ben scritte, ben elaborate, con delle figure ottime che la dicono lungo sul senso ultimo di quello che appunto viene vie più descritto e approfondito, no? Per esempio faccio un esempio su un testo che si trova proprio centrale nella rivista di questo marzo, abbiamo detto, Prevedere l'imprevedibile, a firma di Alessandro Pezzoli, riguarda il problema della meteorologia, cioè di come appunto agisce nella realtà la meteorologia nel riuscire a individuare, approssimandosi alla verità, appunto tutto quello che può accadere dal punto di vista climatico, ma ancora e sempre di più altri servizi che sono più legati all'arte o alle tradizioni. Per esempio L'Abisso e noi, a firma di Giacomo Berchi,
uno studio sul folklore marittimo dell'Atlantico fra XVIII e XX secolo. Mitologia e letteratura si mescolano alla cultura popolare delle comunità marinaresche, dando nuova linfa all'immaginario di mostri, sirene, isole perdute e strani incontri, ecco, sulla costa che arriva fino alla cultura pop. Tutto questo per intendere come, ancora una volta, il rapporto fra cultura dotta e cultura popolare sia inestricabile e profondissimo. Prometeo, questa rivista appunto che si ispira a uno dei più grandi eroi della mitologia greca, lo dimostra molto bene, per la capacità di riuscire a affrontare tematiche che altrove sicuramente non troverete, e non troverete scritto con questa capacità di divulgare, ecco, anche cose che sembrano apparentemente difficili. Siamo arrivati alla fine, io ringrazio chi mi ha ascoltato con pazienza e chi mi ascolterà in podcast. Soprattutto ringrazio Natalia. Grande abbraccio a tutti, Venezia risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professor